Venerdì 3 aprile 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube della nostra associazione, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepaz ci accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti in prima pagina e cominciamo con il Gazzettino di Belluno. Ecco come si apre l'edizione di oggi. In primo piano, baby gang a San Vito, ho paura, una donna va dai carabinieri e denuncia, prima di agire si coprono con cappucci, molti sanno ma nessuno parla. Ora abbiamo paura, lei la residente di San Vito di Cadore è finita nel mirino delle baby gang che avrebbe colpito in paese, non ci sta, si parla di minorenni delle scuole secondarie e primarie, anche qualcuno delle superiori che avrebbero compiuto diverse scorribande culminate nei giorni scorsi in principio di incendio. La donna ha denunciato, mi sono rivolta ai carabinieri di San Vito venerdì, racconta, ora spero che intervengano e che ci siano indagini in corso. Dal comando provinciale dei carabinieri spiegano che a loro non risulta che ci sia nessuna baby gang, ma le fotografie che l'abitante di San Vito porta e i racconti circostanziali fanno veramente impressione. Foto di copertina trasporti, servizio di bus fra Ponte nelle Alpi e Calalzo, ferrovia chiusa per altri 70 giorni. Parroci under 50, sono 22, sono sempre di corsa, sono giovani, sorridenti, diretti e con la battuta pronta. I preti sotto i 50 anni nel bellunese sono 22. Il più giovane è Don Sandro De Gasperi, classe 1995, ha 28 anni. Le storie di questi giovani preti di montagna sono quasi eroiche. L'approfondimento di Fant a pagina 3. Alleanza fra i 4 preti della città, altra notizia che riguarda la diocesi di Belluno-Feltre, il catechismo sarà unico per tutti. E ancora Feltre, 5.000 moto benedette, l'approfondimento di Scartona, pagina 6. Sport, razzismo, dirigente insulta un calciatore quindicenne, l'episodio durante Conegliano Cadore, i trevigiani negano. E ancora per quanto riguarda lo sport, lo sci alpinismo a Cortina per le Olimpiadi del 2026, molto più di una pazza idea. Automobilismo, rally bellunese, vince a sorpresa il pilota feltrino Nicola Sartor. E ancora calcio, Dolomiti tradita dai rigori e il primo trofeo se ne va. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso notizia messa in primo piano riguarda le amministrazioni della provincia di Belluno, soldi da anticipare, comuni in crisi con i cantieri PNRR. Non possiamo fermarci per problemi contabili, l'UNCEM chiede risorse ai sindaco di Belluno e dateci più tempo per completare le procedure. Il nuovo decreto sul PNRR rischia di far saltare anche i progetti delle aree più fragili. A partire dalla montagna la paura dei sindaci è davvero tanta, lo ammette per tutti Roberto Padrin, anche nella sua veste di presidente della provincia. Marco Bussone alla guida dell'UNCEM è molto preoccupato. Parliamo dell'Unione Nazionale delle Unioni Montane. I comuni beneficiari di risorse PNRR, dice, si trovano oggi a dover anticipare ingenti somme, risorse economiche delle quali non dispongono e che arriveranno solo dopo mesi dall'avvio dei lavori, creando particolare sofferenza finanziaria. Turismo effetto Pasqua, la montagna prolunga la stagione. I dati provinciali, decennio nero per i matrimoni, divorziati cresciuti del 62%. Valle di Cadore e San Martino pronta a riaprire, un simbolo per il territorio. E la foto di copertina è la notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Benedizione del motociclista, a Feltre sfilano in 5.000. 1963-2023, 60 anni dopo, luoghi del Vajont in cammino tra diga e frana. Se la storia non avesse deciso di scrivere qui uno dei suoi capitoli più dolorosi, sacrificando 2000 innocenti, queste oggi sarebbero un lago, artificiale ovviamente, forse placido, forse animato da famiglie e turisti. Ecco il Vajont 60 anni dopo. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi ed entriamoci al suo interno, come sempre breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Siamo a pagina 2, la sfida dell'economia PNRR, l'ultimo allarme, monito della Corte dei Conti, rischioso cambiare in corso la struttura di controllo, l'azione amministrativa potrebbe rallentare nel momento di massimo impegno. Questi fondi spesi del PNRR, missione e percentuale di spesa attuata dati al 31 dicembre 2022, dati e percentuali basse, siamo al 18,8% per la digitalizzazione, innovazione e cultura, 16,7% per la rivoluzione verde e transizione ecologica, 16,4% per le infrastrutture per una mobilità sostenibile, 4,1% per istruzione e ricerca, 1,2% per l'inclusione e coesione, 0,5% per la salute. La media totale è del 12,1% dei fondi spesi attualmente in Italia del PNRR.
La visita di Draghi a Mattarella prima del pranzo di Meloni al Colle, il colloquio a Quirinale a metà della scorsa settimana, sul tavolo i nodi del recovery, confronto tra il presidente e Gentiloni, ora nel mirino di Fratelli d'Italia c'è l'ex premier Conte. Bomba a San Pietroburgo, notizia che ci porta appunto all'estero, esplosione nel bar di Prigozhin, capo della Wagner, muore il blogger militare Tatarsky, il tritolo nascosto in una statuetta regalo, 25 i feriti, Kiev si mangiano come ragni. Il ritorno a Francesco, notizia invece che ci porta in Vaticano, voce debole ma sorrisi per i fedeli, il Papa San Pietro dopo il ricovero, ho bisogno che Gesù mi accarezzi. E continuiamo con pagina 6, Mattarella tra i ragazzi autistici, sono felice di essere uno di voi, il capo dello Stato inaugura Pizzauta a Monza, un luogo di normalità, qui si lavora come fanno tutti. Tragedie invece sulle montagne italiane e non solo, morti sotto le valanghe 4 sciatori, ignorati gli avvisi di pericolo, le slavine sono cadute tra la Valle d'Aosta e l'Alto Adige, altre 2 vittime sabato scorso. Le battaglie per i diritti, notizia che ci porta in Veneto, siamo a pagina 8, carriera alias per me non esiste. Il senatore Speranzon sposa in pieno l'iniziativa degli esponenti veneziani di Fratelli d'Italia che hanno intimato al liceo di non riconoscere più il nome elettivo degli allievi. Le battaglie per i diritti, sempre dal Veneto, noi resteremo a questa ingerenza, l'indipendenza non è negoziabile, Maria Rosaria Cesari, la preside del liceo Marco Polo di Venezia. I docenti stanno raccogliendo le firme, ma continuiamo con le notizie che riguardano la provincia di Belluno, siamo a pagina 14, questa è la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi, il caso PNRR, allarme rosso, comuni in difficoltà con gli anticipi alle ditte dei cantieri. L'UNCEM chiede un fondo da $500 milioni a cui attingere, il presidente Bussone, c'è bisogno di risorse e personale. Gli enti più piccoli sono a serio rischio di dover rinunciare per problemi contabili. L'intervista vi aspetta a pagina 14. Sempre da pagina 14 De Pellegrin sposa l'appello, è paralisi, fate una proroga, questo l'appello lanciato dal sindaco del comune di Belluno. Pagina 15, Pasqua prolungata, la stagione montana, hotel pieni ma il mare fa pressing, Cortina punta a fare il pieno, obiettivo 30.000 presenze nel mese, buone prospettive anche dalla Gordino al Comelico. Ondata di prenotazioni negli agriturismi, pranzi con gli amici e soluzioni di alloggio, lo chef Pescosta della piccola baita, l'agnello dell'Alpago va sempre forte. Alleghe, il civetta dalla rivederci allo sci, pendolari in calo ma conti buoni. E continuiamo invece con l'approfondimento del Corriere delle Alpi riferito al 60° del Vajont, in viaggio nella storia. Vajont 1963-2023, l'articolo a firma di Valentina Voi, la valle del tempo sospeso in cammino tra diga e frana, nelle memorie della tragedia, dall'oscurità delle gallerie utilizzate dagli operai allo strapiombo che si affaccia sulla forra, il racconto di una giornata su ciò che resta del disastro accompagnati da una guida. La diga del Vajont, oggi sullo sfondo la strada regionale 251 è il corpo di frana, la guida dell'escursione andrà Vincenzo Lucchi, l'approfondimento lo troverete in questa pagina e anche a pagina 17. Anche alla Dunata un ricordo in attesa di Mattarella e Mezzola. Queste le iniziative più importanti che si svolgeranno nel corso del 60° del Vajont. Pagina 18, matrimoni in crisi, un decennio nero, divorziati passati da 5.000 a 8.000. Soverzene guida il balzo provinciale con un più 175%, 12 paesi hanno più che raddoppiato Zoppè a 0. Troverete il trend decennale, possiamo vedere che in questo caso gli unici 2 comuni con un segno in controtendenza sono il comune di Colle Santa Lucia e appunto, lo avete sentito, il comune di Zoppè di Cadore. Il picco è registrato dal comune di Soverzene, ma anche dal comune di San Nicolò di Comelico, Ospitale di Cadore, Gosaldo. Tutti i dati, tutte le percentuali le troverete a pagina 18 del Corriere delle Alpi. Siamo a Valle di Cadore con pagina 19, San Martino di Valle riapre il 1° maggio, coppia rimanda da mesi per sposarsi nel Tempio, 2 anni di consolidamento delle ruspe, i restauri dell'edificio, subito comunioni e battesimi, il sindaco un simbolo per il territorio. Viabilità su rotaia, lavori alla ferrovia, autobus sostitutivi tra Ponte e Calalzo, tutto questo fino al 10 di giugno del 2023. Pagina 20, l'aurora boreale tinge il cielo del Comelico, scatto inseguito a lungo. Il fotografo
Scusate, è difficile pronunciarlo. Tuschenstlater ha catturato il fenomeno dallo zovo. Avevo studiato il posto 20 anni fa. C'erano riusciti alle 5 torri ed ecco appunto lo scatto, l'iconico totem sopra costa di San Nicolò che fa punto di riferimento per l'aurora boreale inquadrata nella notte tra il 23 ed il 24 marzo. Feltre, pagina 21, alpini, volano le iscrizioni al campo scuola ANA, ma pochi ragazzi locali. L'attività alla Zanettelli in programma dall'1 al 16 luglio. Il presidente Mari che tra i lavori da fare c'è il blocco di bagni e docce. Un pezzo di storia bellunese nel volume sulle latterie sociali, la ristampa riprende i dati sulle aziende partendo da un secolo fa. L'iniziativa è stata curata dalla Confraternita del Formaggio Piave. Vigili del fuoco, 2 incidenti con furgoni, uno ribaltato, l'altro a fuoco. Poco prima delle 15 c'è stata una uscita di strada ad Arsier con una donna rimasta ferita. A Canal di Feltre le fiamme hanno distrutto il veicolo. E sempre a Feltre 5.000 centauri, sfilano 5.000 moto per la benedizione. Gorza, che emozione transitare in centro. 3 giorni di festa a Pra del Moro con il boom di presenze sabato sera. Grande soddisfazione per il motoclub Feltre e per l'amministrazione. Ed ecco appunto i tanti centauri che si sono presentati a Feltre per benedire le proprie motociclette. Dalla rubrica Cultura e Società, la notte in cui Venezia perse un capolavoro, il mistero del furto che nessuno ha risolto, il giornalista Roberto Nardi ricostruisce la storia oscura del dipinto rubato dalla chiesa della Madonna dell'Orto. E adesso lo sport bellunese, tante le notizie come sempre nell'edizione del lunedì. Iniziamo con la pallavolo Serie 3, una grande Darolda liquida il Macerata, ma il playoff sfumano. Il Belluno chiude la stagione all'8° posto tra gli applausi della Spessarena. Parma, Bologna e Garlasco non sbagliano spegnendo le ultime speranze. 3-1 il risultato finale tra Darol Belluno e Tunit Macerata. Sempre dalla pallavolo, Serie C femminile, Belluno ancora KO, adesso servirà un'impresa, mancano solo 2 gare ma in una le giallo-blu riposano. Nesello, onoreremo sino alla fine questo campionato. 37esimo Morelli Bellunese, sesta prova decisiva per Sartore e Rocca che mettono dietro Signore Bernardi. 2 bellunesi salgono sui gradini più alti del podio, il giovane di Pedavena domina unendo ordine e velocità. Calcio di eccellenza, Limana Cavarzano a un passo da una prestigiosa salvezza. Calcio Serie D, Dolomiti Rossi si gode il debutto giovedì alle 17:30, arriva il Charlins. Calcio di eccellenza femminile, la finalissima di Coppa Italia, Amarezza Dolomiti, la festa sfuma 3 volte, 5-6 il risultato finale tra Dolomiti Bellunesi e Real San Massimo. Calcio di promozione, Montello implacabile, il Fioribarpa retrocede, la sconfitta di ieri è la fotografia di una stagione difficile e sfortunata, i blu-arancio crollano e chiudono in 9 uomini. Ancora dal calcio di promozione, Longarone Alpina e Festa Salvezza grazie ai 4 gol, 4-0 tra Longarone Alpina e Villorba. E continuiamo con altri risultati, 0-0 tra Alpago Fossalpiave, 0-1 tra Schiara Valdo Sport, e sempre per il calcio in questo caso di prima categoria. Per la seconda categoria, Agordina Juventina Mugnai 1-4, Castion Fulgolfarra 2-3. Terza categoria, 0-0 tra Domeggio e Pedavena, 4-0 tra Comelico e Auronzo. I campionati Under 19, 0-0 tra Dolomiti Bellunesi Legnago, 0-1 tra Barbisano Eclisse e Cavarzano Limana, 0-4 tra Ponte Alpi Conegliano, 2-0 tra Cappella Maggiore e Fioribarp, 2-1 tra Alpago e San Vendemmiano. Campionati giovanili, 0-1 tra San Donato Dolomiti Bellunesi, 1-1 tra Lovis Presiano Agordina, 3-2 tra Codigese e Alpago, 2-0 tra Union QDP Pontenalpi, 3-2 tra Cavarzano Limana e Karen Pievigina, 3-1 infine tra Dolomiti Bellunesi e San Donà. I campionati CSI, 3-1 tra Belluno All Fit Soccer, 1-1 tra Le Ville Bar Quadrifoglio, 2-1 tra Sedico Virtus Nemeggio, 3-1 tra Sottocastello Arsier Vignui. Passiamo al rugby Serie B, il Feltre ai limiti della perfezione, Castellana KO, il sogno continua, 7-33 il risultato finale. Basket Serie D, sconfitta amara per il Valbelluna, Aldemassa soccombe contro lo Spinea, 67-75 il risultato finale. 63-58 invece tra Feltre e Venezia Lido, il Feltre ci crede, non molla e vince, i ragazzi di Scano ritornano al comando. Auronzo in 120 alla staffetta alpina, a Misurina vincono gli ignoti, la pedonata a Sospirolo, in 300 di corsa a San Zenon i migliori Bonatti e Gusmerini.
Ancora sport atletica, l'apertura provinciale all'aperto, Cecchete si impone nel salto in lungo, superati Corona e il veterano Stremiz. Sci alpinismo, Schimo Cup, Alba De Silvestro e il marito, campioni italiani a Cortina. Sci nordico a Dobbiaco, nessun acuto dei bellunesi nell'ultima gara della stagione. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, tempo stabile con ottima visibilità, cielo sereno fino al pomeriggio e poco nuvoloso soprattutto verso sera. Precipitazioni assenti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluna. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 e domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.